E questo è Mirza Alibegovic, figlio d'arte, campione di Serie A2, promossi in A1 da grande Apu, il grande salto di qualità. Anche per Mirza questo campionato è stato un campionato di salto di qualità. I tecnici, gli esperti lo hanno sottolineato e quindi anche noi che siamo abbastanza esperti ma meno di certi lo possiamo dire. Mirza Alibegovic ha fatto un gran campionato. Ma intanto ti ringrazio per le belle parole, però ti dico la verità che è stata una cavalcata incredibile. La squadra che abbiamo avuto quest'anno è stata creata da uomini veramente di grande valore, perché tante squadre magari negli anni dici i nomi, le cose contano poco, contano le persone che vengono ogni giorno all'allenamento con la voglia di sacrificarsi, con la voglia di togliersi qualcosa da se stessi per dare al gruppo. Quest'anno abbiamo avuto anche giocatori che comunque hanno vinto campionati, 4 campionati come Bruttini, Pini. A me continuano a dire che io ne ho vinti solo 3, ma in verità ne ho vinti anche io 4. Da Ross, Carotti, ne ha vinti 3 negli ultimi 4 anni. C'è una congiunzione di atleti che hanno vinto nello spogliatoio made in Bertamati, anche assolutamente, dire la sua identità. E non è mai mancato negli appuntamenti più significativi. Assolutamente, guarda, Adriano e Andrea Gracci sono stati molto bravi sia a scegliere giocatori forti, però che sanno stare in un gruppo. Il gruppo è l'unica cosa che si può puntare a vincere le partite, perché tutti noi quest'anno potevamo fare 20 punti a partita personalmente, però non avremmo mai vinto. Noi tutti siamo messi d'accordo che avevamo una grande opportunità, dovevamo sfruttarla al meglio e per vincere dovevamo solo pensare al gruppo. Poi l'MVP era Inchi una partita, io un'altra, Ambrosini la terza, Carotti la quarta, questo è il segreto della nostra squadra qua. E veramente io sono veramente orgoglioso di essere stato capitano di questo gruppo qua, perché per me il mio lavoro era facilissimo, perché sapevo che avevo gente per bene, gente che voleva vincere e avevo fatto di tutto per vincere questo campionato. Senti, dopo la gara con il Rimini, che cosa ti ha detto il grande Teo? Il grande Teo mi interessa. No, era orgogliosissimo, purtroppo non è potuto venire perché era con la Fortitudo, quindi è un po', adesso gli è un po' spiaciuto, però comunque per il lavoro, ovviamente anche per la sua fede, comunque lui è straniamato dalla Fortitudo, doveva fare le sue cose, però era orgogliosissimo perché comunque si è rivisto in lui quando 25 anni fa ci fu quella promozione lì, e quindi vedere il proprio figlio riuscire a riportare la squadra della nostra città, perché quando ci siamo fermati a vivere a Udine, riportare in Serie A1, mia madre era piena di lacrime, cioè per lei abbiamo vissuto quell'emozione quella volta, figurati noi che eravamo fuori del campo, figurati lui e figurati che cosa ha rivissuto in questa domenica. No, ma è bellissimo, perché comunque io in qualche intervista ho detto che sembra una favola, però veramente, sembra una cosa veramente quasi fatta apposta. 25 anni dopo fare ricapitare una cosa del genere, ma neanche veramente gli anniversari si festeggiano. Esatto, quindi veramente sono troppo orgoglioso che siamo riusciti a fare questa cosa qua. Sono molto felice per il nostro presidente Pedone, che comunque è anni e anni che ci prova, è anni e anni che ha anche preso anche delle batoste, ma non ha mai mollato. Ha detto io vado dritto verso il mio obiettivo e giustamente con i suoi investimenti è arrivato al suo sogno, perché comunque non ha mai abbassato la sua voglia di arrivare all'obiettivo. Vi abbiamo presentato il nostro grande capitano Mirza Alibegovic, complimenti. Grazie Mirza, mille, buon lavoro. Grazie mille, gentilissimo. Buon lavoro.